Allora, un'altra cosa che possiamo dire della storia di Venezia è che, diciamo, i due capitoli che per la maggiore sono interessi nei discorsi o nella testa delle persone sono appunto le origini, che sono però molto dibattute, e poi vuoi perché ci sono stati molti bravi pittori, vuoi perché è stato un periodo probabilmente anche mediaticamente molto forte, l'altro periodo che rimane spesso impresso, di cui spesso si parla, è il Settecento. Il Settecento veneziano, 600 meno, 800 già meno, a parte quel periodo, il 900 ne parliamo, tranne vari casi, ma prima anche non c'è memoria, non c'è racconto. Invece a me piacerebbe che tu magari facessi una carrellata, ma potessi raccontare un po' come scorre la storia di Venezia dalle origini a oggi, quante ore abbiamo? Beh, allora, velocissimamente è come leggere un indice più o meno. Allora, i Tuduni, i primi d'oggi, la sedia Rialto, la città piano piano che si forma, i commerci, i rapporti con le altre potenze, la Serenissima che sei anche sono importante. Dopo la scesa c'è la caduta di Venezia, arrivano i francesi. Ai francesi non perdono non tanto il fatto che abbiano portato via quadri da Venezia, perché lo fanno tutti, anche se non stanno in una parte, ma quanto perché hanno imposto la costruzione militare obbligatoria. Perciò dei giovani veneziani, messini e tutti intorno sono andati a morire per delle guerre mongole. Poi sono arrivati gli austriaci col pugno di ferro, ovviamente ci siamo tutti, poi il popolo era arrabbiato, non stava male, sono i moti del 48-49, la popolazione occupa San Marco, occupa l'Arsenale come capo Daniele Manin, con il motto di resistere ad ogni costo. Contemporaneamente anche qui a Mestre i messini si misero assieme contro gli austriaci, perché a Mestre tra l'altro sono stati particolarmente duri con bombardamenti, strutture ai locali. Velocemente c'è stata una bella operazione contro gli austriaci, che è stata chiamata la sortita di Porta Marghera, che per difendere Venezia c'erano tre forti: Porta Marghera, Porta Marghera e Porta San Giuliano. Il 18 giugno, anzi il 27 ottobre, il 7 ottobre del 1848, allora circa 2000 uomini capitanati da Guglielmo Petri e Gerolamo Ulloa sono riusciti a fare arretrare le truppe austriache, si sono trovati in piazza Balti con altri insorti e così hanno dovuto scappare via. Questa bella operazione viene chiamata la sortita di Porta Marghera. Alla fine dell'800, 1886, a ricordo viene inaugurato in piazza Balti la colonna della sortita, che poi viene spostata nel 2015 su Poi avanti nella storia, il Novecento, nel 1926 il Comune di Venezia si allarga, viene controllata a Mestre e tutta l'area. Poi ci sono le guerre mondiali, l'invasione turistica, le grandi navi, le acque alte, e oggi posso parlare di una cosa che è attuale, che è lo spopolamento di Venezia. E sappiamo tutti che ormai gli abitanti di Venezia effettivamente sono scesi sotto i 50.000. Però non sappiamo, non tutti lo sanno, e fa anche strano sapere che alla fine degli anni 40 e fine degli anni 50 Venezia aveva un problema di sovrappopolamento.
Allora, tra l'altro, la Serenissima fu uno dei primi stati, se non il primo, a capire l'importanza delle statistiche, degli rilevamenti statistici. Sappiamo che il primo rilevamento statistico di Venezia, fatto nel 1738, a Venezia c'erano 133.000 abitanti. Nei secoli, dal 1300 al 1900, gli abitanti di Venezia hanno fluttuato tra i 90.000 e i 150.000, salvo un breve periodo alla fine del 1400 in cui erano 190.000. Durante la seconda guerra mondiale era noto che Venezia non sarebbe stata bombardata in quanto città d'arte. Allora arrivarono un sacco di profughi da tutta Italia. Allora, nella primavera verso l'estate del 46, a Venezia c'erano tra 190.000 e 200.000 abitanti. Si cominciarono a entrare dei posti più parati cominciarono a abitare prima le soffitte e poi si abitavano nei magazzini di Venezia, umidi e immaginare come era comunque. Lentamente, dai primi anni 50, però, si è assistito a un declino esponenziale verso giù e siamo arrivati a meno di 50.000. Le cause qual erano? La diminuzione delle attività industriali della città e delle attività artigiane, la bassa natalità, la ricerca di nuove case e case più confortevoli. Per esempio qui a Mestre c'erano case cosiddette moderne, c'erano tutte quante, noi abbiamo senza pavimento, senza bagno, la ricerca di modernità. La mancanza di case a prezzi abbordabili, perché lentamente il mercato delle case si è sdogato in favore del mercato turistico. E per esempio anche per le regioni coppie, le regioni coppie non riescono a trovare case a non solo, non anche di servizi dove favorire. La monocultura turistica ha portato moltissime attività di quelle normali che devono servire alla popolazione, la lettura dell'arte, il macellaio, quello che vuoi, a negozi turistici. E mancano dei servizi che siano allettanti per richiamare nuovi abitanti. E abbiamo trovato dopo. Allora, per parlare di una cosa attuale, anche questa ne parlo perché ci tengo, come iniziando una cosa che mi ha toccato, mi ha bagnato i piedi, sono le acque alte e il mare. Allora, molti degli appartamenti di cui dicevo prima, la piano terra, sono stati abitati negli anni 50, sono stati tra i più disastrati dall'alluvione del 1966, che è stato terribile. Questa alluvione svegliò la coscienza nazionale e internazionale si capì che Venezia era in pericolo. Allora, secondo me, la storia dell'acqua alta è una storia di numeri, solo di regola. Allora, nel 1975 si vara una legge speciale per Venezia, con varie norme della città, e per cercare soluzioni anche per eliminare dalla luna e cose del genere. E dal 75 sono da 9 anni dopo la quarta. Nel 1982, per 7 anni dopo la legge sociale, per bloccare le acque alte si è deciso di adottare un sistema che prevedeva una serie di paratoi messi sui fondi dalla bocca di porto che si saltassero in cavi d'acqua. Questo si chiama mobili sperimentali elettromeccanici. Non entro nel merito perché hanno scelto questo, perché non hanno scelto ad altro non finito. Allora, il 14 maggio del 2003, 21 anni dopo la decisione di adottarlo, fu posta la prima pietra. Gli anni passano, ma quando ha funzionato per la prima volta il MOSE, il 3 ottobre del 2020,
la prima volta in cui veramente c'era qua alta, si aspettava 1,35 m, e qua Venezia, dentro Venezia è arrivata a 1,70 cm, poi è arrivato 1,70 m. È stato il 3 ottobre 2020, 17 anni dopo l'inizio dei lavori e 38 anni dopo la decisione di adottare. Voi sapete che il mondo è stato tormentato dalle spese faraoniche, scandali giudiziari, corruzione, frodi fiscali, inchieste, commissariamenti. Alla fine il Mose adesso può funzionare, ma non è finito. 2 settimane fa il commissario attuale ha dichiarato che sarà finito nel 2025. Allora, nel 2025 saranno 22 anni dall'inizio dei lavori, 43 anni dalle decisioni del riparo, 50 anni dal varo della legge speciale per Venezia, una generazione. È costato circa 7 miliardi di euro, più o meno, forse più di più, e prevedono spese di 100 milioni di euro all'anno per manutenzione. Per me è molto sconfortante, direi che è meglio non commentare, un dato di tutto. Poi, nonostante la monocultura turistica, a Venezia c'è chi vuole vivere di altro, sono un sacco di attività culturali che vengono da basso ed è una buona cosa. E